Benissimo, amici e amiche di Dentro Fuori Channel, a caccia di nuraghi, siamo in un altro gioiello della nostra storia. Come vediamo, per chi sa già di cosa stiamo parlando, non c'è bisogno di aggiungere niente. Siamo a Ballao, Fontana Crovetta, amici di Dentro Fuori Channel, a caccia di nuraghi, una struttura stupenda che adesso andremo a riprendere per poi andare in differita, chiaramente, perché purtroppo il segnale qua non ci consente di fare di meglio. Come vediamo siamo davanti a una struttura abbastanza importante, imponente. Eccoci qua. Purtroppo anche questa è stata lasciata a se stessa, sperando comunque che nonostante la libera fruizione, comunque le persone che vengano qui ad assaporare, insomma, la bellezza che visivamente dà una struttura di questo tipo, portino comunque sempre e inesorabilmente il rispetto per questa bellissima scoperta che ha riportato alla luce appunto questa fontana, che un po' ricorda nelle forme quello che abbiamo visto a Espirois, se ricordiamo bene, in Villa Puzzu. Anche questa fontana è bellissima, è bellissima. Adesso infatti ci passiamo e vi facciamo vedere meglio nello specifico di cosa stiamo parlando. Eccoci qua, signori, non ci sono parole, guardate che cosa bella. Ecco qui, Fontana Crovetta. Entriamo dentro, scendiamo negli scalini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e signore e signori, vi presento Fontana Crovetta, Ballao. Guardate che cosa bella, l'intuizione dell'uomo. Qui c'è l'acqua, signori, cerchiamo di riprendere da sopra questa struttura che dovrebbe essere svettata, non fatta intenzionalmente in questa maniera. Guardiamo la precisione della sistemazione dei blocchi. Non è stupenda? Molto pittoresco questo riflesso dell'acqua. Risaliamo le scale, cercando, visto che siamo col telefono, di lasciare il più possibile l'immagine ferma. Speravamo di andare in diretta, ma non ci siamo riusciti. Avvolgiamo la struttura andando sulla sinistra dal davanti per intravedere le forme laterali. Sì, richiama un po' il discorso di Spirois, la costruzione è molto simile. Quindi, come possiamo vedere qui dallo scavo, era una struttura che ormai giaceva sotto terra, è stata riportata alla luce con questi vari ambienti che comunque danno ad intendere di un qualcosa di più importante. Guardate qua, tutte questi accenni, insomma, murari, di cui meglio non vogliamo esprimerci, perché onestamente dovremmo cercare quelle che sono stati i rilievi di chi ha visto questa struttura e chi l'ha riportata alla luce, che sicuramente avrà fatto anche delle analisi stratigrafiche, nonché al carbonio 14 per i rilievi e la datazione di questa struttura. Qui abbiamo delle forme circolari, guardate che bello, da qui si intravede tutto. Fontana Crovetta, come la chiamano appunto gli abitanti di Ballao. Quindi dovremmo fare un attimino una piccola precisazione, perché non è coperta ma è crovetta, ok, in dialetto di Ballao.
vediamo un attimino di attraversare queste cinte murarie e cercare di vedere la struttura nel massimo del rispetto dal di sopra. Ecco qui. Attenzione signore e signori, sicuramente svettata questa struttura, ma guardate che cosa bella, guardate la sistemazione dei blocchi, è incredibile, una capacità incredibile, questi blocchi che comunque vanno a sovrapporsi fino a chiudere una probabile tolos, qui una falsa cupola che risulta essere però svettata. Poi chi conosce meglio la struttura saprà correggermi nel merito. Ok, non vogliamo sporci più di tanto e per non andare insomma in pericolo di farci male e nemmeno per creare pericolo alla struttura. Quindi facciamo un giro abbastanza largo nella struttura muraria ben piantata per vedere come è all'interno. Questa scelta di questi blocchi con dei tagli molto specifici e particolari sicuramente sono stati scelti per la realizzazione di questa struttura. Eccoci qui. Signore e signori, da Ballao Fontana Crovetta andiamo un attimo a ridiscendere verso il basso. Una struttura che ha una geometria molto interessante. Quindi inutile che continuiamo a dire che i sardi qui, i sardi lì, i sardi erano dei grandi che avevano delle capacità non indifferenti nelle misurazioni, nelle costruzioni, nella geometria, nei calcoli di carico, cioè siamo davanti comunque a un'ingegneria nuragica che, come ho sempre detto, fa arrossire anche gli egizi. È inutile che noi vogliamo comunque continuare a sminuire dei dati di fatto, perché qui comunque è evidente che sappiamo di parlare di persone che sapevano cosa stavano facendo. Guardate un po', cioè ditemi voi se non è una cosa fantastica. Ecco qua. Siamo in compagnia delle lucertole, eccoci qui, Fontana Crovetta. Adesso in silenzio ci allontaniamo e chiudiamo queste riprese, che comunque come al solito dinanzi a qualcosa che racconta la nostra storia ci lascia senza parole e con un'emozione indescrivibile. Cercheremo maggiori notizie e vedremo nell'eventualità di aggiungerle nella pubblicazione di questo video che, come ripeto, doveva essere uno streaming, ma purtroppo la linea telefonica non ce lo consente. Allontanandoci vi mandiamo un abbraccio e vi rinviamo a un prossimo tesoro che andremo a cercare. Siamo a Ballao, Fontana Crovetta. Un like a Caccia di Nuraghi alla pagina, iscrivetevi al gruppo e non dimenticate di comunque iscrivervi al canale Dentro Fuori Channel, dove noi comunque sapete che pubblichiamo tutte queste bellezze. Signore e signori, ciao da Ballao, un abbraccio, ciao 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 ciao.